Rieccoci on air quando sono le 12.05, come sempre qua a Radio Nuoro Centrale con Controvento, tantissimi amici che oggi ci stanno seguendo da tutta l'isola e non solo, e li salutiamo perché sono in diretta a Facebook e anche collegati al canale 88 del Digitale Terrestre, oltre che sul nostro canale di RNC. Avevo promesso agli amici dell'Eco di Barbagia, ma anche ai nostri radioascoltatori, che sarei tornato qua per parlare di ambiente, del nostro meraviglioso ambiente che troppo spesso è dimenticato, non se ne parla come se ne dovrebbe, e come sempre l'attenzione cade sui giovani che si danno da fare e dimostrano con un elevato senso civico di portare avanti iniziative di rilievo, e Ortobenessere ne è un concreto esempio, perché partendo da Nuoro, partendo dal meraviglioso Ortobene, vi siete sdoganati. Adesso si parla di tutta la città con la identità nel cuore. Buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori. Io sono Riccardo Costa. E abbiamo anche Francesco Pala, che è un tuo grande amico che ti supporta. Sì, in questa... uno dei volontari dell'associazione, anche lui. Uno dei tanti volontari. Sì, ormai siamo più di 40 volontari che si stanno occupando appunto delle iniziative dell'associazione. Chapeau, tantissimi volontari, non solo di Nuoro, siete nati nel 2005 poi. Sì, l'atto notarile dell'associazione risale al 2005, poi le attività sono iniziate nel 2006. Quindi studenti, casalinghe, liberi professionisti, tutti uniti dalla passione per l'ambiente, per la cultura, che unisce. È inutile, l'ambiente e la cultura uniscono tutti e non conoscono nessuna barriera. Sì, ambiente e valorizzazione del territorio. Valorizzazione del territorio, soprattutto se ne parla e se ne deve parlare tantissimo, soprattutto adesso che con l'estate c'è la piaga degli incendi, sì. E le associazioni come la vostra fanno tantissimo sotto questa direzione, perché fate anche prevenzione pulendo angoli della città che magari un periodo erano boschivi, c'erano le sterpaglie. Sì. Oltre alla pulizia, noi abbiamo istituito quelle che vengono definite GEAV, cioè le guardie ecologiche ambientali volontarie, che non sono nient'altro che persone, cittadini comuni che essenzialmente svolgono attività di prevenzione degli incendi, soprattutto di vedete antincendio, e anche quello che è il controllo della fauna, della flora, dei beni ambientali e dei siti archeologici. Quindi c'è una sede anche a Nuoro della GEAV, sì. Che supporta quindi il corpo forestale, Forestas, in questo lavoro che è fondamentale. Francesco, una bella passione la vostra, eh? Sì, è veramente una bella passione. Io mi sono avvicinato a Ortobenessere perché conoscevo appunto il fratello di... Avvicinati al microfono intanto. Ti può essere anche utile dalla leva là avvicinartelo. Qua ormai siamo tecnici, siamo radioascoltatori al tempo stesso, e supportiamo anche gli amici che ci seguono in diretta con dei saggi consigli. Prego. Allora, io mi sono avvicinato a Ortobenessere tramite il fratello di Riccardo, che appunto conoscevo da prima, e appunto guardando Instagram, perché ormai tutto quanto viaggia tutto sui social, però se li usiamo bene possono essere utili. Assolutamente. Voi siete seguitissimi sui social? Più o meno, sì, dai, togliamo il meno, mettiamo il più. Portate avanti delle iniziative di rilievo, e anche quella del Pino di Grazia Deledda mi ha dato proprio all'occhio, sì. Meravigliosa. Nuoro, patria di Grazia Deledda. Nelle novelle si parla del famoso Pino di Grazia Deledda. E voi cosa avete fatto per questo pino? Allora, il Pino di Grazia Deledda, la storia nasce molto prima di quella che è stata la morte, purtroppo anche l'abbattimento del pino. Noi abbiamo sempre creduto che il Pino di Grazia Deledda fosse uno di quei tanti luoghi che purtroppo sono stati trascurati, ma che hanno un'importantissima valenza storico e culturale. Quindi, partendo da questo fatto, noi abbiamo sempre avuto l'idea di crearci qualcosa intorno alla figura del pino. Poi nel 2014 purtroppo il pino ha iniziato a morire, a seccarsi, e infine nel 2019 è stato completamente abbattuto. Questo diciamo che è stato un colpo grosso per la città, per l'intera comunità, che ha perso uno di quegli elementi che alla fine rappresentavano comunque un patrimonio culturale. Quindi l'idea era quella di realizzare qualcosa all'interno appunto di questa figura, e così è stato fatto. Noi insieme all'amministrazione comunale ci siamo ripromessi che quello doveva diventare un luogo ispirato a Grazia Deledda, ma accessibile a chiunque e a tutta la comunità. Quindi l'importanza di un lavoro in sinergia con le istituzioni. Assolutamente sì. È una grande fortuna questo, e ne va dato atto anche al comune di avervi supportato in questo percorso, perché certe iniziative meritano di essere supportate a 360 gradi. Sì. Io faccio anche tenere presente che noi siamo la città di Grazia Deledda, la città natale di Grazia Deledda, e ancora non esiste un parco
dedicato alla scrittrice. Esiste a Galtellì, esistono ovviamente gli itinerari, come può essere il quartiere di San Pietro, il Monte Ortobene, la chiesa di Valverde, la Solitudine, esistono degli itinerari, ma un parco fisico dedicato a Grazia Deledda, questo ancora a Nuoro non esiste. Quindi un appello lanciamo. È un appello, sì, il Pino di Grazia Deledda può essere un'opportunità per realizzare questo. Noi sappiamo che il Pino di Grazia Deledda era all'interno dei terreni della famiglia, e quindi quello che si cercherà di realizzare sarà un parco non possiamo dire quasi a caso, ma che fa proprio parte della vita, della storia della scrittrice. C'è un significato che parte dalle sue opere, vero Francesco? Sì. Parte dalle sue opere fino ad arrivare a quel luogo fisico, perché Grazia Deledda nella sua novella in particolare Sotto il Pino si intitola. Sotto il Pino ne parla proprio a 360 gradi, descrivendolo precisamente, minuziosamente. Sì. Possiamo dire che lei ha lasciato con le sue opere una descrizione esatta del luogo. Lei descrive, oltre al Pino, descrive il rialto rotondo sul quale esso si ergeva, descrive la vasca d'acqua, descrive gli orti, descrive la vigna che possedeva la famiglia, dal quale facevano appunto il vino, che lei dice addirittura che vendeva le bottiglie di vino per poter acquistare i francobolli e spedire le sue novelle appunto il vino come fonte di finanziamento e di reddito. Praticamente sì. Quindi diciamo che voi andando a recuperare questo luogo, perché è un discorso da qual futuro mi avete raccontato che insomma è un discorso che va costruito anno per anno, perché avete l'umiltà di comprendere che non è facile, però siete tipi tosti e insomma non vi arrenderete di certo, ne sono sicurissimo. Tra l'altro siamo quasi tutti autofinanziati. Questo progetto questo vi fa onore, parte essenzialmente dall'associazione, dai soci, dai volontari, dalle aziende che stanno partecipando. Ci sono tantissime aziende di Nuoro e non solo che hanno aderito al progetto e ci stanno dando una mano, o per via economica oppure proprio per via manuale. Ci sono aziende che stanno mettendo in campo i loro mezzi, i loro servizi a favore di questo progetto. C'è in maniera gratuita. C'è un senso di appartenenza totale intorno a questa associazione. Io lo ricordo anche agli amici che ci stanno seguendo sia in diretta a Facebook sia sul canale, che vi possono sostenere anche col 5 per 1000. Ci possono sostenere sia col 5 per 1000 sia con la donazione che si può fare attraverso il sito. C'è una campagna di raccolta fondi attraverso la piattaforma GoFundMe nella quale si può appunto lasciare un'offerta per questo progetto. Quindi trovate tutte le info sulle loro pagine social, potete contattarli, sono disponibilissimi anche a trovare nuovi associati da tutta l'isola. Sì. Onorari ce ne sono tantissimi. Sì, ci sono all'interno dell'associazione Ortobenessere, abbiamo dei soci cosiddetti onorari che hanno portato un livello culturale elevato all'interno dell'associazione. Parliamo ad esempio di Piero Marras, il musicista, Monsignor Alberti, che purtroppo non c'è più, Marcello Fois, lo scrittore, e tanti altri che comunque è una grande famiglia che unisce tutti. Sì. E voi insomma in questo percorso di realizzazione di questo parco ai piedi del Pino siete guidati da Grazia fondamentalmente, che attraverso i suoi racconti passati vi indica come un direttore dei lavori come dovete realizzare perfettamente questo parco. Esattamente, il parco infatti sarà una ricostruzione dettagliata di quello che lei ha descritto. Lei ha descritto la vasca d'acqua, noi siamo intervenuti, abbiamo ritrovato la vasca d'acqua che purtroppo era completamente sommersa da rovi e sterpaglie. L'avete ripulita? Ripulita completamente, questo è un lavoro che hanno fatto i volontari. Abbiamo intenzione di ripiantare la vigna che lei descrive, di ricostruire la casetta che purtroppo era in piedi fino a qualche anno fa ed è stata buttata giù. La casetta lei la descrive magistralmente, aveva 2 stanzette e noi rifaremo una casetta in pietra con le 2 stanzette esattamente come lei descriveva. Cioè chi ha letto la novella Sotto il Pino, chi ha letto Cosima, andando nel parco troverà tutti quegli elementi che lei descrive. Insomma, chi arriva a Nuoro, Francesco, chi arriva a Nuoro deve trovare un qualcosa che rappresenti ancora di più Grazia Deledda, non solo la casa ma anche il parco dove lei si è ispirata nella sua novella, dove ha raccontato le sue opere. Quindi sarà il completamento di una catena che in questo momento manca alla città, un parco di questo tipo. Sì, manca alla città un parco. Per Grazia Deledda appunto doveva già esserci. Manca anche alla Sardegna, diciamocelo tutti. Manca alla Sardegna, perché da Nuoro si parte a tutta la Sardegna. Grazia Deledda unisce tutti. E la cosa più bella è anche quando mi mandano diversi lettori sull'Eco di Barbagia le foto di compagnie aeree del nord Europa, l'avrete visto, che gli dedicano un aereo, che vanno a dedicare un'ala dell'aereo a Grazia. Questo è un motivo di grandissima soddisfazione per noi sardi, e dispiace il più delle volte che magari l'Alitalia, altre compagnie non si rendano conto dell'importanza strategica che questa donna ha rappresentato per tutti noi sardi,
insomma, diventando un'ambasciatrice, una pioniera dell'isola nel mondo. Sì. Poi questo evento che stiamo realizzando essenzialmente ricorre con i 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda, e inoltre è un evento, è un progetto che rimarrà nel tempo, rimarrà nelle generazioni future, non è un qualcosa che diciamo nell'arco di un anno poi sparirà. Il parco rimarrà, è un po' come Piazza Sebastiano Satta, cioè le generazioni future potranno visitare il parco, è qualcosa di tangibile in ricordo anche dei 150 anni che celebriamo quest'anno. L'idea è straordinaria e la cosa più bella è che sia partita dai giovani e dagli adulti uniti insieme in quest'idea, in questo progetto. Io ovviamente spero di vero cuore che ogni anno che passi gli aggiornamenti insieme siano più belli, migliori, ci siano sempre dei passi in avanti. Immagino che da qua all'estate partorirete delle nuove iniziative. Assolutamente sì, è già in moto tutta l'organizzazione per cercare di ricostruire la casetta appunto che le descrive. Quindi durante l'estate si lavora alla casa. Sì, cercheremo. Adesso abbiamo chiesto le autorizzazioni e piano piano arriveremo alla costruzione della casetta. È anche prevista la costruzione di un piazzale, di una piazza comunitaria per organizzare degli eventi, insomma, qualcosa che possa riunire anche le persone. È un progetto molto ambizioso, ma nel quale noi crediamo e lo porteremo avanti fino alla fine. La cosa più bella, lo ripeto, è che ogni vostra iniziativa parte dalla base ed è condivisa con le istituzioni in modo da rappresentare a 360 gradi il pensiero comune di tutti. Voi vi riunite periodicamente, vi confrontate su tantissime tematiche, quindi non solo ambiente, valorizzazione dell'ambiente, ma fate anche tanta cultura. Assolutamente, secondo noi ambiente e cultura vanno di pari passo. Non c'è ambiente senza cultura, non c'è cultura senza ambiente, insomma. Quali idee per l'Orthobene? Vi faccio questa domanda a tutti e due. Per l'Orthobene ci sarebbero tantissime idee. Io sono innamorato dell'Orthobene. Indescrivibile. È una montagna che è piccola, ma ha un concentrato di... Ma è bellissimo. È straordinario, soprattutto quando arrivi al valico, su in alto, e sembra che sei quasi su un aereo e vedi Oliena, Gonone, vedi Orgosolo, vedi Monte Novo, insomma è straordinario. Il Monte Orthobene è tutto da scoprire. Infatti la maggior parte delle persone diciamo che conoscono quella che è la strada asfaltata fino al Redentore e si fermano lì. In realtà il Monte Orthobene ha tanto altro che può offrire alla Io comunità sono uno intera. di quelli da esterno che conosce la strada asfaltata e pochi aspetti dell'interno. No, ci sono molti ambienti archeologici risalenti anche a 5.000 anni fa. C'è Saconca che è straordinaria, tutto il mondo ce la invidia. Salutiamo Gonario Salvetti, sì, che è il proprietario del luogo. Ci sono tante cose che si potrebbero fare anche al Monte Orthobene. I ragazzi, che interesse hanno i vostri coetanei intorno all'ambiente? Vedete tanto interesse? Assolutamente sì. La cosa che a me ha colpito particolarmente è che mettendo diciamo online il modulo per l'iscrizione tra i volontari di Ortobenessere, il 90% possiamo dire sono ragazzi, cioè sono ragazzi giovani. Questo è bellissimo. Quindi diciamo che quando noi facciamo le attività lavorative, soprattutto adesso nel parco, in quello che sarà il futuro parco, quello che si può trovare sono giovani che lavorano, essenzialmente giovani che in maniera gratuita prestano del tempo, dell'attività a favore di un qualcosa che poi rimarrà alla comunità intera. Quindi è proprio una bella iniziativa. La vostra base è e resta Nuoro, o puntate anche ad allargare i confini, il raggio d'azione a tutti i territori dell'isola? Allora, Ortobenessere è partita dal Monte Orthobene. Ci siamo resi conto poi che il Monte Orthobene è collegata a Nuoro, cioè Nuoro e il Monte Orthobene alla fine si abbracciano a vicenda, quindi era giusto poter valorizzare anche quegli ambienti che sono dimenticati all'interno di Nuoro. Chi lo sa, in futuro è possibile che ci estenderemo all'intera regione. Mai dire mai che partendo dal modello Nuoro dei ragazzi di Ortobenessere si possa arrivare a un discorso ben più ampio. Spesso si parla di turismo nelle zone interne e tanti snocciolano una serie di idee, una serie di aspetti, dicono forse il futuro è nel turismo socioculturale, forse sì. Togliamo il forse, è proprio così la chiave di lettura in chiave futura. Diciamo che alcune persone purtroppo pensano che dalla cultura o dall'ambiente non si mangi, è una credenza che purtroppo bisogna sfatare questo triste mito. Esattamente, io facendo sempre l'esempio del parco che stiamo realizzando, io mi immagino un turista o comunque una persona che ha studiato Grazia Deledda, ha letto le sue novelle, ha letto i suoi libri, che viene a Nuoro. Allora, se c'è una sola attrazione, come può essere la casa, il turista o la persona interessata rimane un giorno. Nasce e finisce lì. Se invece esatto. allarghiamo, se invece allarghiamo, c'è il Monte Orthobene, la casa, un altro parco,
quella persona può rimanere 2, 3 giorni, 4 giorni nella stessa località, e questo è molto importante. Ma io sono certo che voi stiate gettando dei semi di buona speranza per il futuro, perché voi mi insegnate che lo vivete tutti i giorni, siete più pratici rispetto a me, che i discorsi si creano nel lungo periodo. Assolutamente. Non bisogna avere fretta e bisogna essere sempre determinati, però con lo spirito di sacrificio che a voi non manca, sono certo che si arriverà ad una conclusione da qua ai prossimi anni. Sì. E mi piace pensarlo. E la fortuna è anche che siate supportati dalle istituzioni, perché spesso sentiamo tante associazioni sulla stampa che si lamentano siamo abbandonati a noi stessi. È bello vedere questo, è bello vedere che intorno ad un gruppo di ragazzi a loro ci sia questo interesse, ci sia questo clamore. Quindi l'augurio più grande che vi faccio è di continuare di questo passo. Grazie. Di raccogliere nuove adesioni anche su tutti i territori dell'isola. Da qua ai prossimi mesi volete insomma spoilerarci qualcosa, nuove iniziative a cui state lavorando, qualcosa di interessante, che ovviamente Ortobenessere fa iniziative interessantissime. Sempre per quanto riguarda la realizzazione del parco, lì ci concentreremo in maniera particolare, però è possibile che si possano realizzare qualche attività anche per quanto riguarda nuovamente il Monte Ortobene, ecco. Assolutamente. Quindi agli amici che ci stanno seguendo su Facebook, al canale 88 del Digitale Terrestre, sull'Eco di Barbagia, su RNC, su Facebook, ricordiamo che vi possono sostenere sui social, siete su Facebook, su Instagram, ma anche donando al 5 per 1000 per un'associazione che merita. L'ambiente merita tanto e i volontari vanno avanti col sostegno di tutti noi. Vuoi dire qualche altra cosa? Volete raccontare qualche altro aspetto? Siamo qua. No, assolutamente. Avrei voluto magari raccontare quella che è anche una ricerca che è stata svolta assolutamente sì, riguardo il Pino di Grazia Deledda. Possiamo dire che il Pino di Grazia Deledda ha molto seguito a Nuoro, nel senso che è uno dei, come ho detto, uno degli ambienti culturali e storici, un simbolo della città. Per diversi anni e attualmente ancora si sostiene che il Pino di Grazia Deledda in realtà non fosse di Grazia Deledda, ma fosse di Fausto Are. Allora, quello che noi abbiamo fatto è stato essenzialmente una ricerca storico-documentale per capire se realmente il Pino di Grazia Deledda fosse davvero di Grazia Deledda. Vi siete incuriositi e avete fatto proprio un lavoro metodico. Un lavoro di ricerca, è tutto documentato. Quello che abbiamo fatto essenzialmente prima un lavoro di ricerca territoriale, nel senso abbiamo chiesto a quelli che sono gli anziani se effettivamente quei terreni, quel pino di chi fosse. E la risposta è stata sempre di Fausto Are. Allora noi siamo andati a ricercare quelli che sono i documenti, gli atti notarili riguardanti appunto il personaggio di Fausto Are. E sì, il territorio e il terreno sono stati di Fausto Are, ma dal 1921. Quindi Fausto Are acquista il terreno nel quale sorge il pino nel 1921. Prima del 1921 di chi era quel terreno? Questa è la domanda che ci ha Perché colto. è importante valorizzare l'ambiente, ma è anche importante ricordare la nostra storia, da dove si è partiti. Esattamente. Io ricordo che Grazia Deledda va via da Nuoro nel 1900, quindi mancava già 21 anni. E nel 1926 prende il Nobel, quindi è già una donna grande, matura, che vive a Roma, vive fuori. La domanda è stata: da chi ha acquistato Are il terreno? E andando a ritroso noi abbiamo tutti gli atti notarili, tutti i documenti ufficiali. Lui ha acquistato il terreno dal padre, ossia Antonio Are, che ha acquistato a sua volta da questo signore che si chiamava Matu Floris Pasquale, che ha acquistato da Giuseppina Deledda. Insomma, una catena di Sant'Antonio, di passaggi, di cessioni. Sì, però di successioni, siete arrivati a capire la storia del pino. Sì, il pino era di proprietà della famiglia Deledda. In particolar modo passa Giuseppina Deledda con la morte del padre, nel quale si divideranno poi i beni, e la vigna in località Todottana Supinu, ci sono anche le mappe che testimoniano proprio il punto esatto, passeranno appunto alla sorella di Grazia Deledda per via della sorte, essenzialmente. Intanto le mappe, mi dice Giovanni dalla regia, che le stiamo facendo vedere anche nella nostra diretta Facebook, in modo che anche gli amici che ci seguono da casa possano avere una panoramica a 360 gradi. Comunque, quello che si può dire alla fine è essenzialmente che il pino di Grazia Deledda era davvero di Grazia Deledda, cioè abbiamo tolto ogni dubbio, i documenti ci sono,
E quindi questa è una scoperta importante, perché anche per quelle persone che erano convinte, giustamente, perché comunque ricordiamo che il terreno è stato di Fausto Are, però ripeto dal 1921. Precedentemente era della famiglia Deledda. Era della famiglia Deledda, quindi è importante questa scoperta, è importante valorizzare il luogo che sappiamo essere quello, ed è importante ripristinare tutti quegli elementi che lei descrive, perché ripeto, se uno legge la novella Sotto il Pino o anche Cosima o anche qualche lettera di Grazia Deledda, si accorge che tutti gli elementi che lei ha descritto, se per caso va nel luogo dove sorgerà il parco, li ritroverà tutti. Troverà le piante di ficco, troverà la vasca d'acqua, troverà il rialto rotondo. Io immagino un visitatore che arriva a Nuoro, vuole andare a vedere il pino e ci siete voi che l'accompagnate. Sì, sarebbe bello. Sarebbe bellissimo, ma siete anche disponibili nel caso qualcuno arrivi a Nuoro sulla base del vostro tempo? Sì, adesso c'è ancora molto lavoro da fare, quindi quello che si troverà davanti è un po' un terreno ancora incolto, immaturo, però c'è molto che stiamo facendo. Il pino, ad esempio, che era stato abbattuto ed era stato appoggiato a pochi metri distante dal rialto originale, noi siamo riusciti a preservarlo, abbiamo praticamente imbalsamato. Quindi se qualcuno si chiedesse ma com'era questo pino, c'è un monumento naturale praticamente adesso che è circondato dalla ghiaia e da dei pali in castagno che rappresenta il pino essenzialmente. Un tronco che è stato mummificato, ma che è un monumento naturale a tutti gli effetti. Un museo a cielo aperto. Un museo a cielo aperto, assolutamente. La casetta sarà polo museale del parco. Metteremo tutti i documenti che abbiamo ritrovato, tutta la storia di Grazia Deledda riguardante appunto la località, alla quale ci teneva in maniera davvero ampia. E quindi niente, quindi inviteremo poi quando saranno conclusi tutti i lavori a visitare il parco, insomma, dedicato alla nostra scrittrice premio Nobel. Vi fa onore, è stata una piacevolissima chiacchierata, perché siamo partiti da cosa siete, da cosa fate dal 2005 ad oggi, dal fatto che i giovani e gli adulti siano insieme a collaborare per queste meravigliose iniziative, al fatto che dietro l'iniziativa del Pino, di cui io sono venuto a conoscenza casualmente mentre mangiavo a Nuoro in un ristorante qua vicino dall'amico Luca Cossu, che saluto affettuosamente, Panelentu, e ho letto appunto questa iniziativa e ho detto: questi ragazzi li devo contattare, dobbiamo portarli a Radio Nuoro Centrale, perché è un'iniziativa che merita. Ci seguivamo già sui social, perché il vostro lavoro è attivo e a 360 gradi. Io vi ringrazio di vero cuore per essere stati qua, per la disponibilità. Sono felice quando vengono dei giovani a Radio Nuoro Centrale e sono, come me, ecologisti convinti ed innamorati del nostro meraviglioso ambiente. L'ambiente di Nuoro non ha bisogno poi di così tante presentazioni, perché ha una particolarità Nuoro, e lo si dice poco. Noi lo diciamo, gli amici della penisola non lo riconoscono. È una città con un monte, un polmone verde all'interno di essa, ed è raro trovare una città così grande con un polmone verde preservato a 360 gradi alle porte della nostra città. Assolutamente sì. Grazie di cuore ragazzi, sono stati con noi quindi Riccardo Costa e Francesco Pala di Orto Benessere. Salutiamo anche tutti gli altri soci. Assolutamente sì. Sono tanti, ma li salutiamo tutti. E ricordiamo che chiunque voglia iscriversi all'associazione può farlo da tutta l'isola, perché loro hanno adesioni da tutta la Sardegna e lavorano per l'ambiente di questa meravigliosa città, di questo territorio. Grazie ragazzi, grazie di cuore. Grazie a te. E niente, prima di salutarci, intanto vediamo Giovanni che suda dietro la regia, chissà cosa starà architettando in questi minuti finali di diretta. Magari lanciamo qualche bella canzone del momento, visto che ai RNC non manca mai la musica. Però prima c'è lo spazio pubblicità, quando sono le 12:28 di questa mattinata torrida, ragazzi. Sta facendo caldissimo. Sì. Non si può stare. È un'estate che è iniziata nel migliore dei modi, diciamo, perché siamo passati dal troppo caldo, poi ha fatto l'autunno. Io speravo di trovare qualche fungo. Zero. Però siamo in due. Anche tu appassionato di funghi. Una bellissima passione. L'ecologismo è anche questo. Via al meteo. E rieccoci quando sono le 12:31 on air Radio Nuoro Centrale. Sono ancora con me, da buoni ciceroni, da buoni padroni di casa, Francesco Pala e Riccardo Costa di Orto Benessere. Io ci tenevo, dalla parte iniziale del programma, però non è ultimo per importanza, a salutare affettuosamente l'ex sindaco di Silanus, che avrete letto è stato malmenato da dei vili incappucciati che l'hanno legato ad un cancello. Luigi Morittu l'hanno legato ad un cancello e l'hanno anche filmato. Terribile.
veramente squallida come cosa, sia sull'Eco su Facebook che sull'Eco su Instagram. Ieri ho portato la solidarietà della nostra grande famiglia virtuale, che rinnovo oggi in radio. Una solidarietà che estendo anche al giovane ragazzo di Oliena che tristemente è stato malmenato nel rione di Seuna nei giorni scorsi. Quindi sono vicino a lui, alla famiglia. Nuoro non è questo, è un caso isolato. La vera Nuoro siete voi ragazzi, che ogni giorno portate avanti iniziative meravigliose e dimostrate che esistono ancora i valori in una società che purtroppo il progresso ci sta togliendo anche tanto, diciamocela. Sottolinea a dire che non siamo pochi, insomma. No, Quindi... non siete tanti. Nuoro è una bellissima città, è arte, è storia, è cultura, quindi sì, è importante raccontare per cronaca anche certe situazioni, ma focalizziamoci anche sulle cose belle. Quindi tutta la nostra solidarietà alla famiglia del ragazzo. Assolutamente. E l'esortazione a non mollare mai. Ci hanno seguito tantissimi amici stamane da tutta l'isola, da tutta Italia, testimonianza che il cuore dell'isola piace, c'è l'attenzione totale nei nostri confronti, e quindi anche alle porte della stagione turistica speriamo che i numeri possano essere straordinari per la nostra regione, e anche a Nuoro possano arrivare tanti visitatori, perché si tratta di valorizzare alla fine e di cercare di estendere quella che è la stagione turistica, che purtroppo si concentra soltanto nel periodo estivo, ma la Sardegna in autunno e anche durante l'inverno non ha niente da invidiare ad altri posti. Io che vengo da Bellevue, a Bellevue la stagione di punta è l'autunno e non ha poi bisogno di così tante presentazioni, ma anche Nuoro, i colori dell'Orthobene durante l'autunno sono straordinari, quindi un appello alle istituzioni a svegliarsi, soprattutto quelle regionali e quelle nazionali, per estendere la stagione turistica che merita. È il momento della trasmissione dove chiamiamo, in genere, o ci chiama sempre Roberto Betocchi. Dico bene? Pronti? Betocchi, ci sei? Ci sono, presente, come ogni giovedì. Come stai? Benissimo, ci eravamo lasciati giovedì scorso, scusami, il giorno del mio compleanno. Assolutamente. Hai festeggiato? Festeggiato, doppi festeggiamenti, scampato il Covid, fine Covid e compleanno. Tanto ormai l'abbiamo passato quasi tutti, chi più chi meno, ormai è diventata una medaglia da mettere sul curriculum, quindi ci siamo lasciati alle spalle anche a questa. Il compleanno l'hai fatto e oggi sei di nuovo qua Sì, con noi, ecco. Però scusa, non voglio tediarti con il Covid, però è sempre bene ricordare chi non è vaccinato, chi non l'ha passato, di avere un minimo di prudenza, soprattutto se si... Per noi e per il prossimo, contatto... soprattutto. No, perché insomma anche d'estate alla fine Omicron 5 è sempre nell'aria. Sì, bisogna, come abbiamo detto più volte, tu sei sensibilissimo al tema della salute, lo ricordo agli amici, Roberto conduce un programma di salute a Videolina, è un po' il professor Mirabella sardo, no? Esagerato. Si scherza. Ma io oggi voglio intanto salutare i tuoi graditi ospiti, che faccio i complimenti per quello che fanno per Nuoro, per Grazia Deledda. Dei ragazzi straordinari. No, non solo Grazie. bravi, ma poi insomma il nome già della loro associazione è un bellissimo e straordinario nome che la dice tutta. E poi il fatto stesso di vedere dei ragazzi che si occupano della tutela dell'ambiente della nostra cara Barbagia Fa piacere. Fa onore a loro, veramente sono persone che stimo e ammiro. Grazie. Vedere giovani che fanno questo, non che io non lo sia, però insomma... Tu sei un eterno 40 giovane. 40 anni di esperienza. Io quando vedo loro, vedo me quando avevo la loro età. Quindi, e mi occupavo molto anch'io di ambiente. Io ero partito dall'ambiente, poi ho fatto tutt'altra cosa. Robè, proprio parlando dall'ambiente. di ambiente, come la trovi cambiata Nuoro in tutti questi anni? Tu che hai visto questo percorso nel corso degli anni, insomma. Sì, io posso dire che l'occhio di chi sta fuori 15 anni, io ho fatto un po' come tanti nuoresi, sono stati 15 anni fuori, io ho fatto dai 39 ai 54, dai 39 ai 40, dai 29 scusami ai 44, 15 anni fuori. E quando torni a Nuoro naturalmente riesci a vedere La differenza, insomma. le differenze.
nel bene e nel male. Nel bene e nel male. Per certe cose Nuoro ama rimanere naturale, e con questa parola dico tutto, nel senso che magari si ha quasi paura di fare dei cambiamenti. Da un lato, con buon spirito, con buona volontà, si cerca di farli dei cambiamenti per cercare naturalmente di dare un'identità maggiore. Io dico che adesso ultimamente si sta ricalcando questa immagine sull'ambiente e soprattutto sulla cultura, con oltre il Nobel e tutto quello che gira intorno a Ciusa e ai vari professionisti che fa piacere vedere insomma che si parli anche sui social, anche in questa settimana, di tante iniziative culturali che vedono anche Nuoro protagonista. Questa è una bella cosa, che intorno all'Atene Sarda, come amiamo affettuosamente ribattezzare Nuoro, ci sia si stiano gettando dei semi in chiave futura di turismo socioculturale, perché la chiave di lettura è quella per il futuro. Io dico che bisogna ancora lavorare molto, e qui gli attori devono essere i giovani, parlo soprattutto dell'età dei tuoi ospiti in radio, supportati dagli adulti, perché abbiamo bisogno del supporto a 360 gradi di persone di esperienza che possono guidarci in questo percorso futuro. Sì, questo sì, però è importante che la loro impronta sia presente e costante. Quindi il fatto che ci siano delle associazioni che fanno un po' come la Zanzara, che alle istituzioni gli stanno sempre dietro per dire guarda che si può fare questo e quest'altro, è un qualcosa di estremamente vincente. E poi bisogna andare nella concretezza, quindi fare delle cose. Il Monte Ortobene va valorizzato, non bisogna ricordarsi degli incendi solo adesso, ci sono tante cose da ricordarsi d'inverno. Sì, io ricordo, per fare sì che poi l'estate arrivi per essere goduta, insomma. Io penso sempre che debba partire tutto alla fine dalla consapevolezza cittadina, nel senso dobbiamo essere consapevoli di quello che abbiamo intorno e cercare di sfruttarlo nel migliore dei modi. Bene. Roberto, io ti ringrazio per essere stato qua con noi, sempre presente, sempre caro a dare supporto alla puntata di Controvento di ogni giovedì qua a Radio Nuoro Centrale. E niente, saluto anche Giovanni dietro la regia, che ci ha supportato e ci sta pubblicando delle immagini straordinarie dal sito di Ortobenessere, che ricordiamo agli amici che sono anche in collegamento Facebook. Potete trovare tutte le info sul sito, dalle donazioni al 5 per 1000 alla storia del Pino, al prezioso lavoro documentale che avete fatto. Un sito coloratissimo, ricco di informazioni, e soprattutto è un sito che non annoia, perché vedi tanti siti il più delle volte già dopo la prima pagina lo vuoi chiudere, quindi avete fatto un ottimo lavoro anche di grafica. Roberto, grazie a voi, complimenti ancora per quello che state facendo. Grazie di cuore, buona giornata. Ed era Roberto Betocchi, giornalista, un grande amico di RNC, ogni giovedì è qua con noi, ci ospita. A quest'ora è l'ora della telefonata con Roberto, è un classico. Giovanni, ci sei? Sei con noi? È connesso Giovanni Campus. È sveglio, lo stavamo svegliando, ragazzi. Ci mandi qualche bella canzone, perché gli amici vogliono sentire anche musica, gli amici che ci seguono dai territori. Giovanni è anche un abilissimo DJ, quindi chi meglio di lui può lanciarci qualche bella canzone prima di salutarci e andare a pranzo in questa giornata caldissima, dove ti viene voglia di andare alla piscina di Farcana. Speriamo sia aperta a breve. Giovanni dice sempre chiusa. No, non è sempre chiusa, dai, la riapriranno a breve. Si spera che la riaprano, così andiamo a farci il mare dei nuoresi. Il mare di Nuoro, la baia di Farca. Sono tutti alla vasca di Asupino. La riempiamo, la facciamo a piscina. Qualche vascone dell'antincendio, come facevamo noi da piccoli, Dio santo, terribili. Insomma, ci si arrangia contro questo caldo, ci si arrangia. Vedo che Giovanni è ancora lì, che cerca, che insomma ci sta facendo una minuziosa ricerca nel suo archivio musicale. Intanto vediamo sulla diretta Facebook, tanti amici si sono collegati stamane da tutta l'isola. Abbiamo parlato di caro carburante, ormai fare benzina
Dobbiamo mettere birra alle nostre macchine fra poco, è diventato un lusso. Abbiamo parlato di ambiente, che ha sempre un ruolo importantissimo qua a RNC, abbiamo parlato degli autotrasportatori, degli amici autotrasportatori che saluto, anche a loro sono tantissimi. Abbiamo parlato del no al bullismo, sempre e comunque. L'ambiente, leggevo nella penisola, svolge diverse iniziative anche nella lotta al bullismo, cioè partendo dalla sostenibilità si ricollega anche la lotta al bullismo, quindi sensibilizzare i ragazzi all'ambiente li porta lontani da certe situazioni. Ambiente e cultura, ripetiamo, vanno di pari passo alla fine. E sono anche la chiave di lettura futura per abbattere un po' di dispersione scolastica che in Sardegna è ai picchi, ha raggiunto delle medie elevatissime. La cosa che più mi fa sorridere è che ogni anno sulla stampa si rincorrono gli articoli dispersione scolastica. Le associazioni come la vostra e tante altre che coraggiosamente ogni giorno fanno un lavoro straordinario sarebbero da prendere per mano, perché voi potete fare tanto anche per i giovani e per abbattere anche questo triste fenomeno. Assolutamente. Giovanni, ci sei? Siamo sempre qua. Ogni tanto chiamiamo Giovanni per salutarlo perché sentiamo il bisogno di averlo qua con noi. Bene, è stata una settimana intensa, però l'accompagniamo con questa canzone quando sono le 12.43, Romance con Fred De Palman e Justin Quiles, on air, a Radio Nuovo Centrale. E niente, io saluto tutti gli amici che ci hanno accompagnato in questa mattinata qua a Controvento, Riccardo Costa, Francesco Pala, gli amici di Ortobenessere, saluto gli amici di Ottana, della Piana di Ottana, che ripeto vivono una situazione grave su cui torneremo anche la prossima settimana. Saluto gli ospiti che sono intervenuti stamane con noi, da Pinello Balia, che è il presidente dell'ANGAC, che è l'associazione dei gestori autonomi di carburante, a Valentina Pitau, commercialista e titolare di un'azienda di trasporti, gli amici come Roberto Betocchi che ci chiamano sempre, sono partecipi della nostra trasmissione, e tutti coloro che si sono collegati sull'Eco di Barbagia e nel canale di Radio Nuoro Centrale. Grazie a tutti e buona giornata da Nuoro. Questo programma è offerto da Il Capriccio Lounge